vado avanti, eccola qua. C'è nata una bimba. Quelli che avete visto le incubatrici, questo l'abbiamo salvato. Così facciamo vedere i bimbi. Noi li abbiamo messi prima perché fa un casino, questi qua corrono come i pazzi e tutto il giorno. Mangiano. Ecco, questo è nato per primo. Questo è il primo, quello che avete visto. Eccoli. Eccoli là. Volevamo darli ai bimbi, però abbiamo un sacco di richieste e abbiamo pensato che non è un momento per cominciare a fare anche questa attività, però vedremo di organizzare qualcosa con i bimbi, magari con degli altri pulcini. Questi vanno nella fattoria didattica della scuola enologica, non verranno mai mangiati. E qua c'è uno spaccato di tutte le razze, gli ibridi, quindi questo è il merito del lavoro di Damiano e di Ivan, i due bimbi. Noi siamo riusciti 34 uova, giusto? Farne nascere, allora oggettivamente sono stati 13 e 11 si sono salvati. Però sono informissimi, se voi li vedete correre è pauroso. Anzi, e ringraziamo Federico che li ha seguiti durante tutta la cova, poi li ha anche trattati con l'antibiotico, tutto, e questi mangiano già, sono autonomi e si sentono, insomma. Vedete, giocano e fra l'altro... Ecco, quindi i bimbi dico, adesso avete questi, poi metteremo anche un video, Carlo, dei pulcini, magari ci aspettiamo anche dei disegni con i pulcini, visto e considerato che c'è la mostra, e quindi facciamo in modo di avere anche i disegni con i pulcini. Vabbè, abbiamo chiuso in bellezza la festa della mamma. E grazie alla scuola enologica che si è resa disponibile nella sua fattoria didattica di dare un recinto, quindi non vivranno in gabbia, saranno nel prato della scuola enologica. Tra l'altro sarà anche bello vederli perché sono di razze totalmente variegate, per cui abbiamo degli ibridi, abbiamo di tutto dentro. E insomma bene. Grazie. E speriamo siano molte femmine che faranno anche uova, oltretutto. Grazie e buona domenica, buona festa della mamma.